Buongiorno a tutti, prima di tutto a questi ragazzi, a questi bambini, i piccolini diciamo di prima. Oggi è una giornata importante perché inizia un nuovo anno scolastico. Questa scuola ha una nuova dirigente, una dirigente che è molto avviata e quindi non ha bisogno di consigli come ne avevo io sicuramente l'anno scorso. L'ho però tranquillizzata sul fatto che questa è una scuola bellissima, fatta di ragazzi che hanno veramente voglia di fare. Ci sono degli indirizzi musicali e sportivo, scientifico che caratterizzano la nostra scuola secondaria, e anche la scuola primaria da quest'anno si è data una specificità musicale importante grazie alla messa a disposizione della professoressa Cugina, che vuole creare, diciamo, una sorta di continuità con quella che è poi la specificità musicale della secondaria. Come avete visto, questi ragazzi sono bravissimi, oltre ad essere tutti molto belli. Credo che la presenza dei genitori qui oggi sia un segno importante di una comunità che vuole fare le cose insieme, e quindi, carissima dirigente, io un po' ti invidio perché qui ho il mio cuore e mi commuovo anche un po', e sono certa che sarà un anno bellissimo. Grazie davvero al sindaco, anche al dirigente scolastico per il suo augurio, ma insomma insieme, io credo che insieme potremo lavorare bene. Quando parlo di insieme, la comunità scolastica è molto ampia, quindi abbiamo bisogno della collaborazione di tutti i genitori, ovviamente dell'impegno di tutti i ragazzi e i bambini del nostro istituto e di tutto il personale, che però sto cominciando a conoscere e vedo veramente ha questa caratteristica di avere il senso di appartenenza alla scuola e di lavorare proprio per il bene di tutti i pezzi. Sì? Voglio aggiungere una cosa, perché l'emozione mi ha fatto dimenticare un'altra punta di diamante di questa scuola, che sono sicuramente tutti gli insegnanti, con i quali, cara dirigente, avrai una collaborazione meravigliosa, e tutto il personale anche non docente. Questa è una vera comunità e quindi è un'esperienza che sarà sicuramente bellissima, e chissà, dico sempre che la politica è strana e quindi io potrei tornare da un momento all'altro, e se sarà così non sarà una tristezza, sarà comunque una gioia.